Salvare la vita o migliorarne la qualità di tanti malati, la Banca dei Tessuti del Veneto è un'eccellenza nella donazione, lavorazione e distribuzione di tessuti per trapianto. Al Cafoncello di Treviso si sono riunite tutte le realtà venete che si occupano di trapianti di tessuti o uso di cellule a scopo terapeutico, con l'obiettivo di fare sinergia, di ottimizzare le risorse e capire quale sarà l'evoluzione di questo settore. Credo che il futuro ormai è realtà, cioè useremo cellule per fare tessuti, magari dallo stesso paziente, un paziente autologo che fornirà delle cellule, magari delle cellule staminali che possono essere poi differenziate in modo di dar vita ad un tessuto e perché no un domani anche un organo. Un settore in rapidissima evoluzione che presuppone la generosità di persone che donano i tessuti propri o dei loro cari, ed il Veneto si è dimostrato terra di grande altruismo con il 2024, anno dei record. Nel senso che abbiamo distribuito 8.000 tessuti per trapianto, quindi siamo riusciti a raggiungere 8.000 riceventi sparsi in giro per l'Italia e in Europa, e grazie ovviamente tutto ciò alla generosità dei donatori e dei familiari di donatori, che tra donatori appunto a cuore fermo, diciamo quindi deceduti, a cuore vivente, arriviamo quasi a 1.500 donatori. Emblematica la storia professionale e personale del dottor Francesco Calabrò. La mia storia mi ha portato a essere dall'altra parte, dopo aver fatto appunto il chirurgo toracico, aver trapiantato polmoni. Ho fatto il coordinatore dei trapianti e sono vivo grazie a un cuore ricevuto in dono. Ricordiamoci che l'attività quotidiana delle banche dei tessuti, quindi degli occhi, di tutti i tessuti, è basata sulla volontà di donare. Quindi il fatto che l'attività anche dell'associazionismo territoriale costituisca un punto fondante, tra l'altro nello statuto delle due banche, di essere promotori della volontà di essere favorevoli alla donazione di organi e tessuti.